si è svolto questo enorme lavoro e che cosa succederà domani. Sì, allora domani ci sarà l'inaugurazione alle ore 17, appunto qui in Società Economica, di questo lavoro che è il completamento, diciamo, e l'allestimento di tutti i laboratori che abbiamo fatto con le scuole primarie di Chiavari. Il progetto era Scuola col Museo, Paesaggi di Mare, l'arte interpreta la Riviera. Si svolgeva in 2 tappe, una all'esterno in città con 3 tappe di disegno di fronte ad alcuni edifici e piazze del centro storico di Chiavari e poi qui all'interno in quadreria dove confrontavamo questo lavoro fatto all'esterno con alcuni artisti che hanno appunto raccontato il territorio di Chiavari e della Riviera. E questo che vediamo alle mie spalle è la realizzazione proprio di questo lavoro fatto dai bambini, diciamo da quasi 600 bambini che hanno partecipato ai laboratori. Lo chiudiamo aprendo una mostra appunto dei laboratori didattici dei bambini della scuola primaria e lo facciamo all'interno del palazzo, piacevolmente invaso da oltre 600 bambini delle scuole di Chiavari, dove abbiamo allestito i disegni che i bambini hanno fatto con Maria Rocca e quindi presentiamo la città, la Chiavari domani, vista con gli occhi dei bambini di oggi. Per la prima volta vede il progetto realizzato in toto con questa mostra. Che effetto le ha fatto? Ma io devo dire la verità, è stata una piacevole sorpresa perché già da subito ci è piaciuto come idea, ma visto realizzato è una cosa davvero simpatica e piacevole.